Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo al telefono con il sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli, che naturalmente ringraziamo anche per la disponibilità, sottolineando che non è così automatico con altri sindaci, ma questa è un'altra storia. Allora, il sindaco ieri lei ha avuto un incontro con i suoi tecnici, con l'assessore ai lavori pubblici Diego Marchesini, con il responsabile tecnico del comune, l'architetto Giorgio Portesan e soprattutto con l'ingegner Michelangelo Micheloni e i familiari degli alunni della scuola di Scardovari. La scuola di Scardovari, ricordiamo, ha avuto delle criticità, purtroppo ha collassato una parte di questa scuola, fortunatamente senza creare grossi problemi, ma vogliamo sapere com'è la situazione. Sì, buongiorno Leandro, innanzitutto buongiorno agli amici di Rovigo in diretta. Allora, in buona sostanza ieri abbiamo fatto un incontro sia alle scuole con i genitori della scuola primaria di Scardovari, che giustamente sono anche in apprensione per il futuro della scuola e della situazione anche stessa del plesso e degli immobili, insieme alla dottoressa Rinaldi, che è la preside naturalmente del nostro istituto comprensivo, e poi abbiamo fatto un ragionamento un po' più ampio. Comunque partiamo con il discorso della scuola di Scardovari. L'obiettivo, innanzitutto abbiamo incaricato l'ingegnere Micheloni, che è un ingegnere strutturista che lavora insomma in diversi posti d'Italia, diciamo un ingegnere molto importante per quanto riguarda la tipologia di lavoro, per fare una perizia naturalmente di quello che è accaduto alla scuola, quindi fare una valutazione anche per quanto riguarda il tetto, i solai e tutto, che erano stati oggetto di una ristrutturazione importante nel 2005 e che comunque la scuola, lo ribadisco, lo dico sempre, ha il suo collaudo e tutto, quindi diciamo va verificato lo stato di le cause che potrebbero essere una serie di concause, e anche perché abbiamo aperto anche l'assicurazione, perché naturalmente come genitori, anche noi come amministrazione pubblica, abbiamo tutto l'interesse. Con una ventina di giorni avremo sicuramente un'idea più precisa anche sul tipo di lavori da fare, anche se più o meno abbiamo individuato già le zone di interesse per la ristrutturazione. E poi in seconda battuta l'obiettivo è quello di riaprire il plesso per settembre. Se il cronoprogramma non arriverà per settembre, metteremo in piedi durante questi mesi, abbiamo l'estate davanti insieme alla scuola, un piano B per mantenere comunque i bambini Scardovari che non vengano spostati comunque da Scardovari. Ecco, avete nella riunione di ieri deciso anche di estendere le attività di censimento a tutti gli immobili comunali. Questo è naturalmente cosa molto importante, però volevo chiederle, nel piano PNRR, visto che questa procedura sicuramente sarà molto onerosa per il comune e penso implicherà un grosso investimento, nel PNRR c'è anche questa possibilità di introdurlo per ottenere fondi per la ristrutturazione? Guarda, noi stiamo cercando fondi ovunque, abbiamo anche un canale aperto anche tra le aree interne, tra alcuni decreti legge che sono usciti, però la questione è divisa in step. Noi abbiamo ricevuto nel 2019 già una somma, una cifra di contributo che avevamo partecipato per quanto riguarda il censimento dei ponti. Noi abbiamo a Portotolle circa 60 ponti, quindi insomma un numero notevole, naturalmente tra dimensioni più importanti che sono quelli dei collegamenti delle grandi isole e quelli più piccoli che sono quelli consortili. Io abbiamo già fatto un censimento con una serie di criticità da seguire, in modo da programmare un'attività in base anche alle risorse naturalmente a disposizione per intervenire nei vari punti. Come sa, perché ne abbiamo fatto anche pubblicità poco tempo fa, che siamo già intervenuti sul ponte di Poesia in Camerini e di Caveniera, adesso è in bando il ponte di collegamento che porta in Canarina sempre a Poesia in Camerini, che evidenzia delle criticità importanti. Poi abbiamo già fatto delle verifiche su altri ponti che ci sono sull'isola di Caveniera, e quindi stiamo cercando di fare una programmazione mirata. Per quanto riguarda gli immobili, stiamo prendendo l'altro step, che è la verifica degli altri 58 immobili che abbiamo comunali. Lì poi in base al censimento come misurazione dei punti è già stato fatto quello degli immobili comunali in base alle città che usciranno. Nel frattempo, ripeto, stiamo cercando di partecipare naturalmente a più bandi possibili, perché è chiaro che insomma le disponibilità di cassa sono comunque limitate.